E do la parola a Cristiano Samueli che introdurrà il tema che trattiamo questa sera, e sperando poi di poter intrattenere un dibattito con voi e quindi di raccogliere delle opinioni vostre. Cristiano. Sì, buonasera a tutti, sono Cristiano Samueli e ringrazio prima di tutto il dottor Maurizio Borsato per l'invito, per il gentile invito, e ringrazio anche la Festa Democratica di Padova per avermi dato questa opportunità di poter parlare qui a voi altri. Io vorrei iniziare con una frase di Giovanni Paolo II. L'atteggiamento davanti al malato terminale è spesso il banco di prova del senso di giustizia e di carità, della nobiltà d'animo, della responsabilità e della capacità professionale degli operatori sanitari, a cominciare dai medici. Credo che questo dovrebbe essere intanto il punto sul quale ci focalizziamo, perché qui stiamo parlando come esperti, come medici, e quindi questo è importante. Il fine vita diventa quindi un punto fondamentale nel quale il medico e gli operatori sanitari dimostrano la propria capacità anche interiore di affrontare queste problematiche. Émile Zola disse: ogni dibattito dovrebbe iniziare con la domanda: che significato preciso vogliamo dare alle parole che concordiamo di utilizzare? Ma questo raramente accade. Non è questo il momento, perché adesso io cercherò di approfondire alcuni termini, alcune situazioni che dal mio punto di vista è fondamentale che siano approfonditi prima di affrontare una discussione. Questo perché non più tardi di un anno fa sul Gazzettino veniva fuori una ricerca nella quale si diceva: in 6 su 10 dicono sì alla dolce morte. Eutanasia, favorevoli 6 persone su 10 l'anno prima. Il Gazzettino fra l'altro poi diceva che negli ultimi 7 anni una statistica non aveva visto un cambiamento sostanziale nel modo di ragionare dei veneti, del triveneto in realtà, in questo concetto, sui concetti del fine vita per quanto riguarda l'eutanasia. Il Comitato Nazionale per la Bioetica nel 2008 disse che intende puntualizzare la necessità di distinguere fra interruzioni di cure accompagnate da terapia del dolore da un lato e pratiche eutanasiche dall'altro. Ok, continuiamo a parlare, stiamo dicendo dei termini, però che cosa vogliono dire questi termini? Come diceva giustamente anche il dottor Borsato, il 13 giugno del 2009 a Terni la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha promulgato un documento, il primo documento sulle problematiche di fine vita, il primo documento sulle problematiche di fine vita promulgato dalla Federazione Nazionale dei Medici Italiana, dove si spiegava termini come eutanasia, accanimento diagnostico terapeutico, abbandono terapeutico, tutti termini che molti di voi conoscono, ma che probabilmente anche guardando come stanno andando le cose da un punto di vista legislativo non sono ben esplicitati. Per incominciare a ragionare su che cosa vogliono dire questi termini, io come sempre faccio, non posso non prendere il codice deontologico medico del 2006, nel quale all'articolo 17 si parla di eutanasia. Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte. Questo è già il primo concetto. Il medico non può fare eutanasia, il medico non può uccidere, deve essere chiaro, un medico non può uccidere un paziente. Fare eutanasia, lo sottolineo, vuol dire uccidere, ok? Uccidere un paziente. E questo, per codice deontologico prima, ma chiaramente anche per legge, non è possibile. C'è un altro concetto sempre molto difficile sul quale dobbiamo comunque cominciare a ragionare, e poi anche qui abbiamo il dottor Mazzon che è uno degli esperti in questo senso. Sul concetto di accanimento diagnostico terapeutico, l'articolo 16 del codice di ontologia medica dice: il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e o un miglioramento per la qualità della vita.
Per quanto riguarda, quindi, questi sono già i due termini fondamentali. Quando noi parliamo del fine vita, spesso sentiamo parlare di eutanasia e di accanimento terapeutico. Però già porto alla vostra attenzione un discorso importante, che sia eutanasia che accanimento terapeutico, in realtà, per codice deontologico medico, e quindi per situazione che un medico deve affrontare, non può essere portata avanti da nessun medico. Quindi quando parliamo di fine vita parliamo di qualcosa di cui già abbiamo delle basi che traballano, e queste basi tenterò di un po' delinearle e farvi capire invece in realtà poi qual è la vera natura e dove dobbiamo andare, dove stiamo andando in realtà. E devo dire che la maggior parte di noi che siamo qui stanno comunque ragionando in questo senso. Il dottor Luciano Orsi, uno dei più grossi palliativisti che abbiamo in Italia, disse che l'eutanasia è qualsiasi azione che porta intenzionalmente e deliberatamente a morte il malato. Intenzionalmente e deliberatamente. Voglio essere molto chiaro, intenzionalmente e deliberatamente a morte il malato, attenzione, per porre con esso termine alle sue sofferenze. Per l'eutanasia, nell'accezione più appropriata del termine, si deve quindi intendere esclusivamente la soppressione intenzionale della vita di un paziente. Nulla a che vedere quindi con la desistenza da provvedimenti terapeutici che abbiano come unica conseguenza il prolungamento del processo del morire e con esso l'agonia del malato terminale, senza alcuna utilità per il malato stesso. È importante nel concetto che disse il dottor Luciano Orsi la distinzione che c'è tra il lasciar morire, che è l'appropriata desistenza o limitazione terapeutica, un paziente terminale, con il dargli la morte, che invece è l'eutanasia. Quindi eutanasia, comincio a spiegare, è una azione, è un modo attivo con il quale il medico uccide il paziente. Fondamentale questo. Tra l'altro colgo anche l'occasione per dire una cosa, che molti spesso parlano di eutanasia attiva e eutanasia passiva. È un dato che è già sicuramente scientificamente superato, però capite bene che già quando noi definiamo l'eutanasia come una azione non può esistere l'eutanasia passiva, esiste solo l'eutanasia attiva. È come dire che omicidio e suicidio sono la stessa cosa, non è assolutamente vero ovviamente, però li vogliamo definire in due maniere differenti. Perfetto. Eutanasia è e sarà, e possiamo definirla solo, questo voglio veramente che sia chiaro, una azione. Il medico uccide il paziente. L'accanimento terapeutico. Il Consiglio Nazionale di Bioetica nel 1995 disse che è la persistenza nell'uso di procedure diagnostiche, così come pure di interventi terapeutici, allorché comprovata la loro inefficacia e inutilità sul piano di un'evoluzione positiva e di un miglioramento del paziente sia in termini clinici che di qualità della vita. Capite che sicuramente questa è una bella definizione bioetica, ma che poi alla fine da un punto di vista pratico si scontra con la praticità. E quindi c'è un'evoluzione in questo campo, per cui non si parla più di, ed è stato proposto, non si parla più di accanimento diagnostico terapeutico, ma si parla di provvedimenti diagnostici terapeutici inappropriati per eccesso. Quindi inappropriati per eccesso. Perché vedete, il problema, anche se semanticamente sembra, io vi sto discutendo, vi sto dicendo così tante parole, ma il problema grosso è che in realtà noi dobbiamo mettere i paletti. Perché quando un medico, un infermiere, comunque un operatore sanitario si trova di fronte all'eutanasia o all'accanimento, quali sono i paletti? Questo è un problema grosso. E la stessa cosa chiaramente avverrà per quanto riguarda il concetto che vi spiegherò dopo di desistenza terapeutica. Quindi già incominciare a dire che l'accanimento terapeutico è un provvedimento diagnostico terapeutico inappropriato per eccesso, già mi comincia a dire qualche cosa di ben specifico, perché sono provvedimenti che non sono in grado di contrastare un processo di morte a breve termine, ma che possono solo prolungare la fase finale della malattia inguaribile senza un miglioramento della qualità della vita. Quindi qualità della vita fondamentale. Essi si definiscono come clinicamente futili e la loro applicazione non deve essere né prospettata né attuata.
né prospettata né attuata. Il medico quindi di fronte a un paziente terminale nel quale sappia che qualunque sua azione medica non prolungherebbe la vita del paziente, magari danneggerebbe anche la qualità della vita, non deve né prospettare e nemmeno attuare un accanimento terapeutico, anche se, lo diceva il codice ontologico, il paziente glielo chiede. Ecco, l'articolo 35 del codice di ontologia medica parla di una cosa di questo tipo. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto, questo si parla dell'acquisizione del consenso, ed è fondamentale che voi sappiate che comunque sia, qualunque medico, per qualunque azione medica nei vostri confronti come cittadini, deve avere il vostro consenso, è fondamentale. Non può un medico decidere per voi, il medico deve chiedere a voi e voi dovete dirgli sì o no. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici o curativi, evitando ogni accanimento terapeutico. Quindi il concetto di resistenza terapeutica già c'è all'interno anche del codice di ontologia medica. È importante l'articolo 39 del codice di ontologia medico perché dice che l'assistenza al malato a prognosi infausta. Questo secondo me è fondamentale, che anche per il dibattito di questa sera che lo teniamo in conto. In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenuta alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela per quanto possibile della qualità della vita e della dignità del paziente. Qualità di vita e dignità sono fondamentali in medicina. In medicina, certo, è importante il trattamento, sono importanti le terapie, ma prima di tutto c'è il paziente, c'è l'essere umano. E che cosa definisce l'essere umano? La qualità di vita e la dignità di quell'essere umano. Il dottor Davide Mazzona, che mi piace riprendere, disse che la finalità dei trattamenti effettuati in terapia intensiva è quella di sostenere temporaneamente le funzioni vitali di un organismo gravemente malato. Può accadere che non sia più curabile e ciò rende la sostituzione delle funzioni vitali progressivamente inefficace, fino a constatare il sicuro insuccesso dei trattamenti in atto. Quando ciò accade, diviene addirittura doveroso desistere da quei trattamenti che hanno come unica conseguenza un penoso e inutile prolungamento dell'agonia del malato giunto alla fase terminale. Desistere da trattamenti che sono diventati futili. Ecco che eutanasia, accanimento terapeutico per semplicità, sono assolutamente superati dal codice ontologico medico. Un medico non può farlo, però il medico può desistere da trattamenti futili, ed è qui che nasce il concetto di desistenza terapeutica. E la desistenza terapeutica in realtà in Italia nasce nel 2007 con l'intervento del senatore Ignazio Marino in Commissione Sanità al Senato, nel quale appunto diceva che in particolare si riferiva al gruppo italiano per la valutazione degli interventi di terapia intensiva, diceva che in particolare mi ha colpito il dato relativo alla desistenza terapeutica che precederebbe nel 62% dei casi la morte del paziente in un campione di 5.000 decessi. Si riferiva allo studio nel 2005-2006, scelte di fine vita dell'Istituto Mario Negri, che poi ha pubblicato, ma questa cosa in Italia se ne comincia a parlare di desistenza terapeutica nel 2007. Voi direte, certo, e che cosa succede nel resto del mondo? Posso dirvi che per esempio nel 2002 è stato pubblicato uno studio statunitense dove dice che nel 74% dei decessi in terapia intensiva era stato preceduto da una decisione di desistenza terapeutica. Un altro studio in Francia diceva che la stessa percentuale era del 53%. Quindi comunque desistenza terapeutica nelle terapie intensive non solo italiane ma anche di altri paesi. Guido Bertolini, che ha pubblicato poi per l'Istituto Mario Negri
Perfetto, grazie. Sì, sì, che ha pubblicato per l'Istituto Mario Negri appunto lo studio sulla desistenza terapeutica, che il titolo si chiama Scelte sulla vita, disse che laddove la suscettibilità al trattamento venga meno, viene meno anche uno dei presupposti a un tempo etico e fondante professionalmente la pratica della terapia intensiva. Quindi quando stiamo esagerando non c'è più eticamente la possibilità di andare avanti. Diviene allora doveroso desistere da quei trattamenti che hanno l'unica conseguenza di prolungare inutilmente l'agonia del malato giunto alla fase terminale. Ecco, come vedete ci sono vari scienziati, vari professionisti che parlano di desistenza, perché ci si rende conto che l'eutanasia e l'accanimento non sono assolutamente praticabili. Ma la desistenza terapeutica su che cosa si basa? La desistenza terapeutica ha una base sicuramente etica. Vedete, quando noi parliamo di desistenza terapeutica, comunque, è come quando parliamo di eutanasia e come quando parliamo di accanimento terapeutico, stiamo parlando di atti medici. Non può essere che un laico, cioè quindi uno medico, faccia eutanasia, faccia accanimento, faccia desistenza, ovviamente, perché noi stiamo parlando di atti medici. Quindi quando noi parliamo di desistenza terapeutica parliamo di un atto medico che quindi fa il medico nei confronti di un paziente. Di questo fra l'altro poi ho parlato spesso con Peppino Englaro. Perché? Perché è chiaro che se il medico, e apro una parentesi, a Giovanni Englaro è stata fatta desistenza terapeutica, voglio essere assolutamente chiaro, se volete dopo ne parliamo, ma ci amplierebbe il discorso. Comunque dovete immaginare una cosa, la desistenza terapeutica è l'atto con cui il medico si pone nei confronti del paziente, però dovete tener conto di una cosa, che abbiamo detto all'inizio, che comunque c'è la volontà del paziente, c'è la posizione del paziente che accetta o non accetta qualcosa, e questa è l'autodeterminazione del paziente. Quindi, piano, ci sentiamo. Allora, quindi se noi parliamo di desistenza terapeutica dobbiamo immaginare una medaglia nella quale da una parte c'è la desistenza terapeutica intesa come l'atto che il medico fa nei confronti del paziente, ma dall'altra faccia c'è l'autodeterminazione del paziente, per cui le due cose devono andare avanti insieme. Non è possibile che una vada avanti a sé stante, ed è fondamentale questo, vorrei che lo capiste, perché noi non possiamo parlare, non potremo. Pronto? Sì. Noi non potremo mai parlare di eutanasia, di accanimento, di desistenza terapeutica senza le due facce della medaglia, che sono da una parte il medico e dall'altra il paziente. Questo è fondamentale, non può essere che uno delle due vada avanti da solo. Ecco, l'etica, la desistenza terapeutica si basa sull'etica dell'accompagnamento, e di cui fra l'altro abbiamo uno dei maestri maggiori, il professor Corrado Viafora qui dell'Università di Padova, e la strategia dell'accompagnamento si basa su questi dati: riconoscere i limiti della medicina, spostare gli obiettivi terapeutici dal guarire al prendersi cura, perché noi stiamo parlando di fine vita, pazienti inguaribili. Noi dobbiamo prenderci cura di questi pazienti, non possiamo pensare di guarirli. Restare vicini al malato terminale, altra cosa molto importante, perché fra l'altro all'interno del concetto di desistenza terapeutica c'è anche il fatto di, parlando con il malato terminale, di riuscire a decodificare le idee del malato terminale. Spesso, i miei colleghi qui potranno dircelo, il concetto, l'idea che il malato ha di dire voglio farla finita è legata veramente a tante cose, ma una delle principali è o da una parte una terapia del dolore fatta male, dall'altra il fatto che il malato si sente solo. Succede spesso che, succede anche nella mia pratica clinica, che magari ci siano pazienti anziani, soli, che magari hanno un tumore terminale e che dicono voglio farla finita. Umanamente può starci, il problema è che il medico e la società deve comunque stare vicino a questi pazienti per aiutarli e accompagnarli nel fine vita.
ed è fondamentale rispettare il tempo del morire. Altra cosa molto importante, rispettare il tempo del morire, né prima né dopo, ed è il dato, e poi qui concludo, con il quale ho iniziato, ho detto prima riguardo Eluana e Claro. A Eluana chiaramente cosa è successo? È successo che la morte, la natura, ha fatto il proprio corso, perché è stato rispettato il tempo del morire. Grazie. Grazie Cristiano. Volevo un attimo ritornare velocissimamente su un dato molto crudo, no? Volevo ricordarvi che ogni anno nel Veneto è stimato che 8.200 persone muoiono di una malattia terminale di tipo oncologico. 8.200 persone non sono poche, e quindi vuol dire che 8.200 persone dovrebbero aver bisogno di cure particolari. Allora, per questo si è dibattuto negli anni scorsi, anche grazie a tutti i dibattiti che si sono sviluppati attorno al caso Englaro o altri casi, si è dibattuto sul portare avanti anche un aiuto maggiore nei confronti di queste persone che si trovano tante volte nella solitudine, o delle famiglie che sono messe nella condizione di dover intervenire in una situazione di estrema difficoltà perché non conoscono i termini della malattia, non sono preparati anche culturalmente, diciamo così, a affrontare una cosa che ormai è distante dalla nostra esperienza, no? Sto parlando ovviamente della morte. Allora, per questo c'è stato a livello regionale un dibattito che poi è sfociato in una legge, che è la legge sulle cure palliative, cui ha lavorato anche, abbiamo qui con noi Marco Bonetti, che allora era responsabile dell'osservatorio. Allora, questo era per presentare Marco Bonetti, che interverrà nel dibattito, cerco di essere il più breve possibile ma efficace, e di spiegare la sua esperienza. Grazie. Mi arrendo. Posso provare? Oh, sì, vai. Se funziona meglio così. Buonasera a tutti. Vengo chiamato in gioco per quello che è stata la mia storia più recente. Niente, parlo ad alta voce, mi sentite? Prova questo, dai. Proviamo con quello. Oppure abbassiamo di volume perché... Meglio così. Allora, rinnovandogli il mio saluto, sono stato chiamato in causa per questo riferimento a una legge. Io parto da quello perché credo che per voi come cittadini sia un elemento di particolare importanza e interesse. Sarò molto sintetico. La Regione Veneto nel 2009, con un iter molto interessante e singolare perché non ha avuto altre esperienze, ha approvato una legge sulle cure palliative e la lotta al dolore. L'interesse è dato dal fatto che questa legge è stata prima approvata all'unanimità in Commissione Quinta, la Commissione regionale per la sanità, e poi all'unanimità è stata approvata in Consiglio regionale. Perché faccio questa sottolineatura? Perché in quel momento, come ebbe a dire poi il Presidente del Consiglio regionale uscente, si è toccato il vertice di civiltà della legislatura scorsa regionale. Mi fa piacere che questo sia stato riconosciuto, perché in effetti quella legge, di cui adesso brevemente vi dico 2 o 3 cose, è diventata una legge di tutti e per tutti. In questo senso è una legge che risponde a un principio di civiltà. Il principio di civiltà è questo: tutti noi siamo
esposti inevitabilmente alle malattie, anche malattie importanti, e in nome di quella dignità che il dottor Samueli ha più volte ricordato, vogliamo essere rispettati come persone fino alla fine dei nostri giorni. Per fare questo però non bastano le dichiarazioni, è necessario che ci siano persone che hanno competenza, e siccome alcuni di voi io li conosco, potrebbero a loro volta parlare dell'esperienza che hanno sviluppato in questo senso. Per fare questo bisogna scegliere questa civiltà. Per fare questa scelta la Regione Veneto allora, affidandosi all'esperienza maturata nei decenni scorsi in tutta Europa e anche in Italia, decise che si facessero delle equipe, dei gruppi di professionisti, medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, operatori sociosanitari, che lavorassero a domicilio o in hospice, in questi luoghi di cui sentiamo parlare magari ogni tanto, in cui si possono passare gli ultimi giorni della propria vita, perché le persone che non possono essere guarite possono essere curate, riprendendo le parole di Samuele, dove per curare c'è una componente di estrema differenza tra quello che è magari l'esperienza che noi abbiamo dei medici. Noi li andiamo a incontrare perché speriamo che ci guariscano. Il principio di cura è legato all'idea che sui desideri delle persone, quella famosa qualità di vita di cui si è parlato poco fa, non è nient'altro che dimmi quali sono i tuoi desideri e vediamo se possiamo soddisfarli. Su questo principio del desiderio cercare di permettere alle persone di vivere bene gli ultimi tempi della loro vita. Questa legge è fondata, dicevo, su questa equipe, rivolta a tutti, una legge che aveva anche un finanziamento. L'anno dopo, nel 2010, a livello nazionale è stata fatta una legge simile. L'onorevole Miotto forse ce ne può parlare. Credo che ci siano state anche, con un pizzico di orgoglio, delle ispirazioni a livello nazionale a quello che abbiamo fatto noi a livello Veneto. Per completarvi un po' il quadro, se l'intenzione era quella di permettere che tutti i cittadini del Veneto potessero usufruire di questi servizi, quindi soddisfare un diritto alla dignità, era stato anche istituito all'interno di questa legge quel servizio di cui mi occupavo io, chiamato prima osservatorio e poi coordinamento per le cure palliative, che cercava di governare proprio lo sviluppo regionale di questi servizi. In questo senso è maturata molta speranza negli operatori, spero anche nelle persone, che forse percepiscono il valore di questa legge quando maledettamente sono colpite o personalmente o nei loro casi da una malattia grave. Forse molti di voi hanno esperienze, hanno testimonianze da offrire che sarebbero interessanti nel novero del nostro dibattito. Mi soffermo su questa legge per un motivo molto semplice che mi sta particolarmente a cuore, e in questo senso forse esco dal seminato, ma me ne scuso. C'è una proposta di piano sociosanitario regionale, in questo momento è stata consegnata alla Commissione Quinta, piano sociosanitario promosso dall'attuale Giunta, che però per la parte delle cure palliative produce una demolizione della legge precedente. Questo è molto grave, anche se pare giustificato dal bisogno di razionalizzare dei costi, ma questo in generale nell'intenzione del piano. Però io mi chiedo, non perché io sono stato partecipe e artefice dello sviluppo di quella legge di cui stiamo parlando, se non dobbiamo riconoscere che stiamo parlando di persone che per loro condizione, appunto i malati terminali, i malati inguaribili, sono deboli, sono vulnerabili, e quindi persone che non abbiano maggiormente bisogno di protezione dei diritti e delle opportunità che vengono loro riservate. Naturalmente il rischio che la legge 7 venga demolita o comunque ridimensionata introduce il rischio che si ripercorrano fenomeni di inappropriatezza, non dico di accanimento,
ma di inappropriatezza nel trattamento di questi malati, che invece la legge 7 tentava di riparare. Ma ne avremo modo di parlare. Ringrazio Marco e do una speranza comunque, nel senso che personalmente come medico di medicina generale credo che dopo 30 anni di lavoro sul campo e di misurazione delle pressioni quotidiane mi sia venuta voglia anche di fare qualcosa d'altro, tant'è che con altri medici, c'è qua anche Aurelio D'Agostino con cui ci siamo visti anche 2 giorni fa, abbiamo partecipato assieme anche a Marco, perché abbiamo fatto un corso di formazione, abbiamo partecipato e partecipiamo a un progetto di cure palliative territoriali, no? In parole povere stiamo cercando di portare avanti gli spiriti che la legge di cui parlava Marco includevano. Certo è che la lungimiranza dei nostri politici è estremamente corta, molto probabilmente anche dal punto di vista economico non è neanche un vantaggio quello di risparmiare, diciamo così, su delle cure quando a livello territoriale si prenderebbe un decimo. Quindi anche eticamente credo che sia etico anche il modo di gestire i soldi del contribuente, no? Visto che in questi giorni si tratta spesso di questa confusione governativa. Credo che dobbiamo essere tutori di un modo di utilizzare la sanità in modo che sia più vicino alla gente, no? Adesso passo la parola a Davide Mazzon, che ho ritrovato dopo tanti anni, dopo aver partecipato a Pietro ai movimenti studenteschi in modo attivo, sempre con lo spirito che ci anima anche in questo momento, e avremo delle cose interessanti da sentire anche da parte sua. Grazie. Grazie Maurizio, visto che hai rievocato un'era passata, mi aggancio con alcuni ricordi, sempre però calati in quello che è il contesto del rapporto tra la nostra professione e la realtà della politica. Gli anni 80, anche l'inizio del 90, ci hanno portato delle leggi senz'altro estremamente civili. La 578 del 93 sull'accertamento di morte, quella che ha dato l'avvio in Italia al prelievo di organi da cadavere ai fini di trapianto, la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Il nostro paese ha cominciato ad allinearsi in ritardo con delle leggi estremamente civili, ce n'erano anche altre in ambito non sanitario, penso a quella sull'obiezione di coscienza e quant'altro, e in quegli anni ci siamo sentiti di vivere come una sorta di come dire, illusione che clamorosamente a partire dagli anni 95, guarda caso c'è stato anche l'inizio di un buio e tetro periodo politico che dura tuttora, ci siamo trovati a relazionarci con una politica che ha completamente, come dire, disatteso alcuni aspetti rilevanti di quella che è la pratica clinica, l'etica medica, la deontologia. Pensate per esempio all'ordine del giorno, alla mozione congiunta PDL, allora non si chiamava più PDL, Ulivo, che ha consentito una inutile, assolutamente buffa sperimentazione della terapia di Bella nel nostro paese, con una dilapidazione di fondi e con un risultato scontato in partenza, perché il Tibella era un arzillo vecchietto che era uscito dalla comunità scientifica ormai da mezzo secolo e che con degli intrugli particolari conditi da argomentazioni e da un rapporto umano che oggi la medicina di massa purtroppo non consente, aveva in qualche modo creato una nicchia in cui alcuni politici pensavano di trarre consenso elettorale. Ecco, si è girato un paio d'anni intorno a questo e io mi sono sentito come medico, come uomo di cultura medica, beffato.
Poi ci sono state altre cose di cui è stato protagonista questo Comitato Nazionale di Bioetica, l'unico Comitato Nazionale di Bioetica che viene nominato in Europa non dal Parlamento ma dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Attualmente noi abbiamo un comitato da molto tempo, a maggioranza ultraconfessionale, anche quello nominato da Prodi lo era. E alcuni pronunciamenti in ambito bioetico sono stati scandalosi e sono stati assolutamente, diciamo, legati anche al periodo del governo Prodi. Pensiamo ad esempio al pronunciamento del Comitato Nazionale di Bioetica sugli stati vegetativi, che ha aperto la strada a quella demenzialità della nutrizione artificiale da intendersi non come atto medico-infermieristico ma come ordinaria manutenzione della persona, cosa che poi i nostri legislatori, quelli che hanno approvato questa nefandezza di questa legge, non in grado di distinguere un barattolo di cibo per gatti da un flacone per nutrizione interale, hanno poi considerato anche nell'attuale legge un qualche cosa che non può essere rifiutato dalla persona malata. Ma pensate anche ad esempio al pronunciamento del Consiglio Superiore di Sanità che risale appena 2 anni fa sulla rianimabilità dei prematuri estremi. Forse alcuni si ricordano di un altro tema che è stato posto all'attenzione dell'opinione pubblica nell'occasione di qualche evento avvenuto in qualche sala parto in cui si è tentata una rianimazione ostinata, irragionevole di neonati della 20ª, 23ª settimana, piccoli esserini dotati di nessuna vitalità, che comunque, secondo questo parere, a prescindere dalla volontà della madre e a prescindere dall'età gestazionale, andrebbero nelle nostre sale parto rianimati comunque ad oltranza, a prescindere. Ecco, io mi trovo, come dire, a fare un bilancio di questo che è abbastanza come dire, scandaloso per quanto riguarda i pronunciamenti di questi organismi istituzionali importanti rispetto a temi scientifici così rilevanti. Però a volte, come dire, mi consolo perché penso come alcuni come dire, comici, come Crozza per esempio, riescano a trarre da questo nostro, dalle tragedie del nostro paese alcune note di comicità anche a volte. Purtroppo però in questa legge che è stata approvata prima alla Camera, poi al Senato ed è passata proponendo una serie di nefandezze, ripeto, sottolineo il termine, che la fanno poter nominare come una legge non sul testamento biologico ma contro il testamento biologico. C'è da sorridere sarcasticamente. Ho già parlato di come all'interno di questa legge sia stato inserito l'impossibilità di negare la nutrizione artificiale alla fine della vita se il soggetto non lo desidera. Il riferimento, la bufala riferimento alla Convenzione sui disabili di New York, che viene citata a supporto di questo, quando in realtà io che la Convenzione la conosco e la leggo, so benissimo che dice il contrario. Cioè il disabile è quanto di più vulnerabile, per cui tanto più va tutelato, quanto più il suo consenso va valorizzato e richiesto. Altrettanto, nell'ultima versione della legge, aver affermato e aver votato a telecomando, non ho ben capito però chi ha in mano questo telecomando che fa votare questi medici, anche queste nefandezze, questa legge, un altro aspetto scandaloso è quello relativo al fatto che nelle condizioni in cui opero io di routine, le condizioni di urgenza e emergenza, non ha più valore il consenso informato della persona. Per cui il testimone di Geova si beccherà le sue trasfusioni che sono contrarie alla sua religione, che per quanto per me possa sembrare bizzarra, però il diritto a poterla esercitare è il diritto più alto che io da laico e ateo riconosco a una persona credente. Il povero malato di SLA che arriva in ospedale e che ha detto non intubatemi, voglio finire
la mia vita con una palliazione che garantisca la qualità di vita che decido io, non quella che decidi tu. Si cucherà il tubo, si cucherà la tracheotomia. Il malato che deciderà, il medico che deciderà di andare avanti ostinatamente e irragionevolmente praticando quello che noi delicatamente e scherzosamente chiamiamo accanimento terapeutico, siamo gli unici al mondo che usiamo questo termine, un ossimoro che mette insieme l'abbaiare furioso dei cani e l'azione benevola della cura. I francesi parlano di ostinazione irragionevole e noi dobbiamo uscire da questa, diciamo, patetica e per certi versi tragica Italia, guardare all'estero dove paesi civilissimi e molto cattolici e anche di destra hanno legiferato in modo civilissimo sul fine vita, non solo sul fine vita ma anche sull'eutanasia. Paesi civilissimi come l'Olanda e il Belgio non hanno avuto bisogno, per difendere come facciamo noi in Italia la sedazione palliativa, di dire che siamo contrari all'eutanasia, facendo un'altra delle ipocrisie italiote. L'eutanasia è una cosa che a mio avviso andrebbe legittimamente consentita ad alcune condizioni particolari, come quelle che sono stabilite nella legge civilissima dell'Olanda e del Belgio e volute da governi di centrodestra. Quindi io sono anche, come dire, preoccupato delle pieghe che alcuni toni poco laici dei dibattiti bioetici, anche fra laici in Italia, cominciano ad assumere oggi. Non è che in qualche modo ci stiamo anche noi, come dire, avviluppando in un dibattito che nel nostro paese, purtroppo, e io lo sto seguendo da 20 anni, forse anche di più il dibattito bioetico nel nostro paese, sta rendendosi sempre più impossibile. E io credo che sia difficile liberarsi da questa cappa il fatto che nonostante io mi ritenga un deluso e logorato da lotte perdenti, sono ancora qui e, ripeto, mi fa ancora piacere vedere che c'è qualcuno che ha tratto il nostro appello da www.resistenzaterapeutica.it, lo sta proponendo in questa sala affinché si possa il più possibile dilagare con affermazioni del tipo: fermiamo la legge contro il testamento biologico, una legge anticostituzionale, antigiuridica, antiscientifica e antideontologica. Grazie. Grazie Davide. Come vedete ci sono delle posizioni diverse anche all'interno dei colleghi che ho invitato. Ma tutte diciamo così, sono argomentazioni che partono però da un'intima esperienza e da un'esperienza fatta sul campo con la consapevolezza di essere e l'umiltà anche di poter capire che col tempo si possono esprimere delle diversità, ma che alla fine però si arrivi a dare una risposta alla gente che in qualche maniera soffre, che in qualche maniera vive della solitudine in questo momento drammatico del fine vita, un momento che fino a 50 anni fa all'interno delle famiglie era considerato con tutta naturalezza, e che la tecnologia, perché un altro aspetto fondamentale è che la tecnologia che è messa nelle mani anche nostre, dei medici, diciamo così, in qualche maniera ci impone tante volte delle scelte che sono scelte sbagliate. Allora, credo che adesso do la parola al professor Benciolini che potrà dire qualcosa in proposito, sempre tenendo conto qual è il tema di questa serata, che però vuole essere anche un po' diverso dal solito, non vuole essere solo quel modo di portare l'esperienza di Luana o di Welby, no, ma che voglia esprimere comunque l'esperienza, la consapevolezza di arrivare a unitariamente, diciamo così, poi alla fine a delle proposte. Do la parola al professor Bettolini. Grazie. Intanto devo dire che questo tema delle cure di fine vita, delle dichiarazioni anticipate, è un tema che va veramente portato in mezzo alla gente. Troppi si arrogano il diritto di sapere con certezza che cosa si deve fare,
e personalmente tutte le volte che mi è stato chiesto in qualunque luogo di andare sono andato, perché alcune delle questioni devono essere chiarite come questa sera si sta sviluppando. Che cosa posso aggiungere a quello che è stato detto? Io sono medico legale e quindi potrei accennare ad alcuni aspetti che rientrano nella mia competenza, ma non posso dimenticare di avere anche un'esperienza nell'ambito dei comitati etici. E siccome questa sera c'è Marco Bonetti e Davide Mazzon, non posso dimenticare che la Regione Veneto 10 anni fa, ormai 11, aveva istituito un comitato regionale di bioetica che devo dire ha funzionato, ha emesso dei documenti molto interessanti e dal 2008 è stato azzerato. La nuova giunta ignora questa esperienza e questa importante opportunità che si possa riflettere sulle dimensioni etiche della politica regionale. Lo devo proprio dire, come l'ho detto tutte le volte che mi è stato possibile. C'è un silenzio assoluto nei confronti di questa esperienza che oltretutto non costava, quindi non ci sono giustificazioni se non proprio la voluta ignoranza di questi aspetti. Allora, cosa posso dire brevemente? Curare, guarire, abbiamo detto che in fondo il compito non solo dei medici ma di tutti gli operatori sanitari, sì, qualche volta sarà anche quello di sperare di guarire, ma ormai dobbiamo renderci conto realisticamente che è quello di curare, o meglio, come è stato anche detto, di prendersi cura. Il prendersi cura implica una relazione. E allora all'interno di questa relazione possiamo collocare alcuni termini che ritroviamo anche in questo disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento e che proprio perché inserite in quel contesto rischiano di essere vanificate, banalizzate, quindi svuotate di significato. Un primo termine che troviamo nel titolo di questa legge è consenso informato, o non è proprio il primo, insomma il primo che in questo momento vorrei sottolineare. Allora, il consenso è il fondamentale requisito perché si possa lecitamente operare in ambito sanitario. Sono esclusi solo alcuni eccezionali casi in cui c'è l'interesse della collettività, come le vaccinazioni, nel Veneto non più, o l'isolamento nel caso di malattie infettive. Quindi il consenso è il presupposto. Questo termine informato poi non è proprio un termine molto efficace, dovrebbe essere consenso consapevole. Tutto questo richiede che la relazione medico-persona ammalata, preferisco dire così piuttosto che paziente, sia un rapporto che, se deve giungere al consenso, richiede prima una relazione, una comunicazione, la capacità di ascoltare, non solo di dire che cosa bisogna fare o di proporre, la capacità di ascoltare, la capacità di rimettere in discussione eventuali proposte, e alla fine di questo, che è un processo e non è un pezzo di carta e non è un aspetto formale burocratico, alla fine di questo che è un processo, la persona malata potrà scegliere se accettare le proposte oppure non accettarle. Eppure questo consenso, che viene sbandierato nel titolo di questo progetto di legge, viene svuotato di significato perché in una serie di situazioni si dice no, qui il consenso non vale, non ha importanza, se c'è l'urgenza, se c'è la necessità, ma anche nell'urgenza bisogna interrogarsi. Certo, se uno è privo di conoscenza o in stato di coma non si può interpellarlo, ma ci sono delle situazioni di urgenza in cui vi è ampia possibilità, sia pure in tempi ristretti, di confrontarsi con gli interessi, con le intenzioni della persona interessata. L'altro termine, che poi in realtà è il primo, è quello di alleanza terapeutica. Io sono molto sensibile a questo termine, che del resto dal punto di vista religioso ci riporta al concetto dell'alleanza, della antica e della nuova alleanza, eppure viene banalizzato e rischia di essere svuotato di significato, ed è la questione più delicata, perché il rapporto fra due persone, nessuna della quale prevarica sull'altro, fra due persone che sono sicuramente diverse per competenze, per conoscenze scientifiche, ma che hanno entrambe una loro dignità che deve essere rispettata.
alleanza terapeutica, se fosse veramente compresa, è il modo con cui si supera quello che oggi anche alcuni medici temono, e cioè che in tema di dichiarazioni anticipate ci sia uno scontro fra il diritto all'autonomia del paziente e il diritto all'autonomia del medico. Un problema che sta venendo fuori, no? Ma alla fine chi decide? La legge dice decide il medico. E allora questo rispetto per le volontà, per i desideri, dove va a finire? Certo, se il rapporto tra il medico e la persona malata è un rapporto basato sugli aspetti burocratici, sui timori dei magistrati e sulla rivendicazione dell'autonomia del medico, non ci sarà mai alleanza. Il problema dell'alleanza è che occorre fare una strada insieme, perché la decisione, l'autodeterminazione della persona malata non significa completa esclusione da ogni rapporto, da ogni possibilità di integrazione. C'è un bellissimo documento fatto in Svizzera dal Comitato Etico Nazionale della Svizzera, dove si dice appunto che autonomia significa non escludere gli altri, dove si dice che la scelta per la decisione finale, questo consenso, questa dichiarazione sulle decisioni finali, parla in particolare della demenza, che è un problema concreto, della demenza in cui il paziente sia ancora nella fase in cui può esprimere la sua volontà, deve essere frutto di un consenso allargato, cioè di un consenso partecipato dai familiari oltre che dai medici. Quindi anche la prospettiva delle dichiarazioni anticipate di trattamento non può essere considerata come una rivendicazione di un singolo che sta lì e decide di testa sua arbitrariamente, ma come una persona che viene aiutata a maturare, a rivedere, a riprendere in considerazione le proprie scelte e arrivare a una sua decisione. Non mi fermo a basare la legge, un po' l'ha fatto Davide, si potrebbe parlarne eventualmente in discussione. Ho accennato questo documento del Comitato Etico Svizzero, vorrei però dire che c'è un documento di estremo interesse e che è fatto dalla Chiesa Cattolica, dalla Conferenza Episcopale Tedesca e dalle chiese cristiane della Germania, e non è la prima volta, ma è la terza volta che viene aggiornato, perché per 3 volte la legge tedesca è stata modificata in tema di dichiarazioni anticipate, e la Caritas tedesca mette a disposizione i moduli per la dichiarazione di trattamento. Allora, a me pare che ci sia uno strabismo in Italia, nel senso che, diciamo, da una certa parte della gerarchia o anche oltre Tevere si guarda all'Italia in un certo modo, e da oltre Tevere, che dovrebbe essere un luogo dove la sensibilità e l'attenzione alla Germania è particolarmente sviluppata, si guarda in un altro modo. Quando si afferma la bontà, la legittimità, anche sotto il profilo così della fede cristiana di questo testo, evidentemente non siano presenti tutte queste giuste, giustificate, anche sotto il profilo religioso, impostazioni oltre confine. Grazie professor Venturini. Credo che l'esperienza dell'alleanza terapeutica sia, diciamo così, l'esperienza fondante di noi medici, che ci troviamo quotidianamente di fronte al paziente, non solo per i casi di fine vita ovviamente, ma per qualsiasi altra cosa. E diciamo che lo svuotamento di questa impostazione, di questo rapporto, è veramente una cosa pericolosa per la sanità, in tutti i termini, anche nei termini della gestione economica della sanità. Perché guardate, ormai si è venuto a svilire questo rapporto al punto che il paziente tante volte ha questa, parlo del paziente maleducato, come posso essere anch'io, come un cittadino normale, no? Il paziente chiede indiscriminatamente le cose più insensate, laddove invece i bisogni della popolazione crescono ogni giorno e l'allungamento della vita è tale per cui a un certo momento bisognerà prima o poi pensare di privilegiare determinate cose a scapito anche di altre, parliamoci chiaro. Quindi l'alleanza terapeutica è un fatto fondamentale che deve essere implementato. Poi sul discorso che faceva il professor Venturini, della persona che a un certo momento perde la capacità di intendere, di volere, che magari aveva espresso precedentemente un suo desiderio e che l'aveva lasciato scritto, oppure che semplicemente con lo stile di vita aveva dimostrato una serie di scelte
Nella fattispecie, ritorno a caso Englaro, la Eluana era una persona vivacissima, che andava a sciare, che faceva tutta una serie di cose. Quando Beppino Englaro parla della sua Eluana e non vuole per sé che gli si venga detto che è bravo, che sta facendo tutta una serie di cose, dice Eluana era brava, perché Eluana viveva in una maniera talmente vivace, era così ricca la sua vita, che lasciava presupporre che laddove fosse successo un incidente, lei avrebbe scelto chiaramente la desistenza terapeutica. Allora lascio la parola a Margherita che può magari illustrarci alcune cose, continuando anche un dialogo che abbiamo già iniziato a vite spense, dove già lei aveva partecipato a una discussione simile, in una circostanza simile. Grazie. Grazie Rosario, grazie anche al segretario provinciale e all'esecutivo provinciale che hanno deciso di dedicare una serata a questo argomento. Guardate, io vado per punti perché purtroppo credo che dobbiamo sgomberare un quarto d'ora, 20 minuti, quindi vado molto rapidamente. Prima una premessa fondamentale: di questo tema non si devono occupare solo i medici. E non lo dico perché io sono qua e non sono un medico, sono semplicemente il capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, ma perché è grazie ad alcuni medici poco lungimiranti che noi abbiamo questa pessima legge, perché il relatore, il Presidente della Commissione, i sostenitori più accaniti di questa bruttissima legge sono tutti medici del PDL e Lega che in Parlamento hanno avuto il coraggio spudorato di sostenere questa legge. Ora, di questo tema si devono appropriare tutti i cittadini, altrimenti guardate la battaglia parlamentare che si svolgerà al Senato in terza lettura, perché noi siamo a questo punto. La legge è stata approvata in prima lettura al Senato, in seconda lettura ovviamente poi è venuta da noi, alla Camera. L'abbiamo modificata e pertanto la legge ritorna al Senato ora. E speriamo che in quella sede la tengano lì tanto tempo quanto noi siamo riusciti a tenerla nella Camera, cioè circa un anno e mezzo, e così diciamo, speriamo che non si approvi questa pessima legge. Se venisse approvata ovviamente dobbiamo auspicare un intervento della Corte, così com'è, o anche con lievi modifiche, ma guardate, è una legge inemendabile, ma voglio dire alcune questioni, perché non so se tutti abbiano avuto il coraggio di studiarsi il testo. Dico il coraggio perché francamente è un'abile costruzione per negare un diritto. Dico abile perché è una corsa ad ostacoli questa legge. Ogni articolo, ogni comma presenta una limitazione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo del governo, della maggioranza, prima del governo e poi della maggioranza, è quello di non ricreare nel paese un altro caso Englaro. Da questo punto di vista, Maurizio, scusa se te lo dico, ma anche noi non facciamo un buon servizio se ci rifacciamo a quel caso, perché quello è un caso che va ricondotto a una sua specificità, insomma non è riproducibile n volte, anche perché noi, devo dire che siamo partiti da un principio che non serviva una legge così dettagliata, serviva una legge molto soft, l'abbiamo definita, come la legge tedesca, una legge che dicesse con un solo articolo 4 cose. Primo, che il cittadino ha il diritto di rinunciare o sospendere le terapie. Secondo, che può farlo, lo fa attraverso il consenso informato, avete sentito il professor Bengiollini come appunto l'ha già descritto, può farlo anche se non è cosciente, e cioè se non è più in grado di intendere e volere, e quindi precedentemente a quella condizione
predispone un testo scritto dove scrive ciò che non vorrebbe che gli venisse fatto qualora si trovasse in una condizione di mancanza di intendere e di volere. Terzo, che deve nominare in tal caso un fiduciario che interloquisce con il medico in sua vece. Quarto, che il Ministero predispone il modello, le modalità per sottoscrivere la dichiarazione anticipata di trattamento, che è facoltativa, non è obbligatoria chiaramente, questo è evidente, è facoltativa, deve avere alcune caratteristiche, si possono descrivere in un apposito decreto ministeriale, però un quarto punto bisogna scrivere, che nella DAT, cioè nella dichiarazione anticipata di trattamento, ciascuno può, se lo ritiene, inserire anche il rifiuto alla nutrizione artificiale, che è una questione, come avete già sentito dagli interventi precedenti, che ha creato discussione all'interno della comunità scientifica, anche se maggioritariamente la comunità scientifica è orientata a considerarlo un trattamento sanitario. Del resto ci vuole il consenso se per la nutrizione artificiale uno è cosciente e deve per esempio accettare che gli venga praticata la pelle, no? E allora se ci vuole il consenso quando uno è cosciente, evidentemente lo può lasciare nella DAT nel momento in cui non si trovasse più nella condizione di intendere e di volere. Questo è intuitivo, semplice, mi sembra ragionevole, ma così non è stato nella discussione che abbiamo fatto alla Camera nei mesi scorsi. Ma perché? Ritorno al perché. Perché il governo aveva intenzione di fare una legge per una sorta di vendetta. Vi ricordate quando la Corte ammise il ricorso di Englaro? In quel caso il governo fece un decreto legge che Napolitano bloccò. Subito dopo il governo fece, immediatamente, mandò al Senato, in quel momento era il Senato il ramo interessato, un progetto di legge che di fatto recepiva il decreto legge che aveva precedentemente predisposto e sostenne in tutti questi mesi, lo sostiene anche ora, che c'è la necessità di una legge per evitare le cosiddette sentenze creative. Ebbene, guardate, si può anche accedere a questo argomento, a questa motivazione. Si faccia una legge, ma una legge che abbia le caratteristiche del cosiddetto del diritto mite, cioè non facciamo entrare la legge dentro alla rianimazione dell'ospedale, per capirci, perché si sbaglia quando con legge si vuole disciplinare tutte diciamo pure le 1000, anzi ciascuno ha la propria condizione, no? Quindi le n situazioni che si possono creare. Questo va lasciato al rapporto tra medico e paziente, però va affermato un principio. Cosa deve prevalere? Quale volontà deve prevalere? Questo è un principio che va affermato. La Costituzione dice che ciascuno ha diritto di rifiutare le cure. Il codice deontologico dei medici, la Convenzione di Oviedo affermano entrambe che il medico deve tener conto della volontà del paziente. Cosa dice la legge invece? La legge dice che la volontà del paziente non conta quasi nulla. Non posso dire nulla, dico quasi nulla, ma in verità l'ultima parola, con l'articolo 7 della legge, la volontà è tutta affidata al medico. Perché, ripeto, la legge parte da quel presupposto: non riprodurre più i casi come Englaro. E quindi se è il medico che decide, la volontà di ciascuno di noi non conta più e quindi viene violato l'articolo 32 della Costituzione. In più viene violato l'articolo 3 della Costituzione, cioè
della parità fra tutte le persone, cioè ci sono uguali diritti sia fra le persone che sono coscienti di poter rifiutare le cure e coloro che in condizioni di incoscienza hanno lasciato scritto le proprie volontà e non vedono riconosciute le proprie volontà e quindi il proprio diritto. Altro elemento di palese incostituzionalità della legge. Ma andiamo oltre, poiché è una legge tutta ideologica, questa è ideologica, non si sono affrontate le questioni che gli ordini dei medici, lo ha detto bene Maurizio prima, di un interessantissimo convegno che si è fatto a Terni nel momento in cui la legge era già stata approvata al Senato, ma era ancora in fase di discussione alla Camera, con un documento importantissimo, è il primo documento dell'ordine dei medici. Devo dire che forse ci saremmo risparmiati tante battaglie se fossero riusciti a predisporre quel documento, che presuppone ovviamente delle intese anche all'interno degli ordini, con posizioni molto, molto diverse, articolate, quindi sapete, nel nostro paese sarà la politica che è arretrata, come diceva prima il nostro, scusami, Davide, ecco, sarà arretrata, però vi devo dire che anche le società scientifiche non sono proprio così coraggiose, e lo dico anche sulla vicenda Di Bella, apro e chiudo la parentesi, perché sulla vicenda Di Bella il documento in verità è stato approvato dal PDL e non dall'Ulivo. L'Ulivo ha dovuto far fronte ad un movimento di massa che aveva interessato anche il Parlamento purtroppo e che ha imposto una sperimentazione che poi ha dato i frutti che ovviamente doveva dare. Ma si sono guardati bene le società scientifiche dal prendere posizione contro un loro medico che, devo dire, in maniera istrionesca distribuiva la somatostatina come la sostanza che poteva guarire i tumori. Siccome l'ho vissuta un po', anche se a latere quella vicenda, so bene con quanta fatica si sia riusciti a chiedere, anzi con esiti nulli, è stato necessario mettere in piedi e spendere soldi, una sperimentazione per tappare la bocca a un medico che si era inventato, senza averla precedentemente validata, una terapia che in effetti non aveva nessun contenuto scientifico, ecco, e non aveva avuto la possibilità di dimostrare la sua efficacia. E con questo dà anche la dimostrazione dello stato di arretratezza in cui siamo come paese. Forse dobbiamo fare insomma qualche passo in avanti tutti, però il documento di Terni lo voglio ricordare perché è stato un documento importantissimo che ha ispirato, peraltro, al quale noi abbiamo ispirato come Partito Democratico i nostri emendamenti alla legge che è arrivata in Parlamento. Cosa abbiamo proposto noi? Guardate, 3 cose. Primo, abbiamo chiesto che si facesse la legge sulle cure palliative, e ne è stato fatto un cenno prima di cominciare a discutere di testamento biologico, perché è evidente che questo è un buco nero nel sistema assistenziale del nostro paese. C'è una realtà molto differenziata, diseguale nel nostro paese, e soprattutto le cure palliative, la terapia contro il dolore non sono un livello essenziale chiaramente esigibile da Aosta a Ragusa. Ora ci si mette di mezzo anche la carenza di fondi e i tagli della sanità, e quindi immagino la tragedia per chi si occupa di queste specialità, che non vedono attivare le specialità, non vedono garantite terapie, e non importa, terapie a sufficienza, farmaci, eccetera, eccetera. La rete dei servizi non decolla, tutti i problemi che sappiamo. Ma arriviamo al punto. Prima questione, dicevo, le cure palliative, siamo riusciti a farla approvare anche lì all'unanimità con uno stanziamento che noi riteniamo insufficiente, perché 200 milioni non sono sufficienti per l'intero paese. Secondo,
una legge mite, come vi ho detto. Abbiamo presentato un emendamento sostitutivo di tutta la legge, di fatto recependo un po' il modello della legge tedesca. Naturalmente ha fatto una brutta fine quell'emendamento, nonostante l'abbiamo sostenuto con tutte le nostre forze, votato anche da una parte di FLI. C'è stato, devo dire, abbiamo chiesto il voto segreto su tutta la legge, per cui abbiamo individuato circa 30-40 voti in più che arrivavano dal fronte del centrodestra, ma ovviamente non sono stati sufficienti per cambiare le norme. La terza strategia che abbiamo messo in campo è stata la riduzione del danno. Di fronte a una legge pessima cerchiamo di presentare degli emendamenti almeno per mitigarne gli effetti più devastanti. Ma anche qui non sta questa dimostrazione che è una legge ideologica davvero, c'è stato un fuoco di sparamento anche su emendamenti ragionevoli. Vi faccio l'esempio dell'emendamento più ragionevole che abbiamo presentato, più ragionevole nel senso che non potevano dire di no. Beh, in caso di conflitto fra il fiduciario e i medici, la legge prevede che si faccia ricorso ai familiari previsti dal Codice Civile, titolo secondo. Chi sono questi familiari? Sono coloro che fanno parte dell'asse testamentario, cioè se uno muore, no? L'eredità, secondo il Codice Civile, va ripartita al coniuge, poi i figli, e poi i fratelli, e poi i genitori, e fino avanti al terzo grado. Abbiamo proposto con un emendamento che non si faccia ricorso al Codice Civile, ma si utilizzi la formula che viene oggi da anni, da 10 anni nel nostro paese, usata per la legge sui trapianti. Quando si tratta di decidere l'espianto di un organo non si fa riferimento ai parenti stretti previsti dal Codice Civile, ma a questi si aggiunge, c'è anche il convivente more uxorio, perché colui che vive insieme, no? Il coniuge, il convivente, avrà qualche diritto in più rispetto a un parente che magari vive lontano, che mai si è fatto vivo, no? Avrà qualche diritto in più di dire la propria opinione. Ecco, abbiamo detto, guardate, se per la legge sui trapianti c'è questa indicazione, qui si tratta di decidere in un caso su 1,5 milioni, perché poi vi dirò che in verità ci sarà quasi, ma insomma, in un caso su 1,5 milioni si tratta di decidere in caso di conflitto fra il fiduciario e il medico chi è che chiamiamo in causa. Chiamiamo in causa gli stessi che sono indicati nella legge sui trapianti. Ebbene, ci hanno bocciato l'emendamento, perché non vogliono riconoscere il convivente, perché attraverso quella strada chissà quale apertura. Ecco. Ah sì, certo. Chiudo, mi spiace, chiudo dicendo questo. Guardate, questa è una legge che noi contestiamo, perché, come è stato detto, non consente alla persona di sottoscrivere la dichiarazione anticipata di trattamento. Di fatto è così, perché è previsto che ci sia la DAT, ma è anche previsto che nella DAT sono previsti orientamenti, come ho già detto, ma soprattutto gli orientamenti riguardano l'attivazione di trattamenti terapeutici e non la sospensione o il rifiuto. E dell'attivazione mai si parla quando c'è il trattamento, quando si parla di testamento biologico. No. Ciascuno di noi non è che si presenta in ospedale dal medico come se fosse un supermercato e chiede, ma guardi, insomma, fammi la coronografia, perché, e magari invece ha bisogno di semplicemente un elettrocardiogramma, capito? E il medico poi che decide, no? Di cosa ho bisogno. Quindi è proprio concettualmente sbagliata la formula che è stata utilizzata, ma chiaramente è sbagliata perché ha un intento ben preciso.
Ma la cosa più grave, guardate, è che c'è un articolo in cui si dice che la DAT opera, cioè funziona. Quando è che entra in funzione? Quando è che si applica? Di fatto quando si è in fase terminale, per quanto riguarda la nutrizione artificiale. Voglio vedere se uno è in fase terminale, se viene ancora nutrito artificialmente. I medici che sono qua ci dicano quante volte in fase terminale viene nutrito artificialmente, ma soprattutto la DAT opera quando ormai si è in una condizione, la traduco così perché ci sia un linguaggio semplice, di morte corticale, più o meno, sotto corticale, sì, ma diciamo, no, in verità la formula beh, insomma dai, lo sai anche te che è più furba, ma diciamo che siamo in una condizione di morte corticale, che è irreversibile, e quindi attenzione, diranno che non è più una legge che riguarda gli stati vegetativi soltanto, e quindi riguarda il fine vita. Ma guardate che c'è una differenza che non voglio analizzare qui adesso perché ormai è tardi, fra la legge sul fine vita e la legge per il testamento biologico. Perché la legge sul fine vita in verità non avrebbe bisogno di una normativa ad hoc, perché non ce n'è bisogno. Mentre avrebbe senso normare una condizione non di fine vita, ma di totale assenza di capacità di intendere e volere, come per esempio possono essere o gli stati vegetativi ma anche altre condizioni di assenza di coscienza, diciamo, e quindi per esempio Alzheimer molto gravi e avanti. È una questione quindi delicatissima questa, che avrebbe bisogno di assenza di ideologie in questi casi. Idee sì, sia chiaro, ma ideologie no, perché queste danneggiano primo i diritti delle persone, ecco, perché coprono i diritti delle persone, li stravolgono e nel nostro caso tradiscono una lunga storia che abbiamo nel nostro paese di buona sanità. I medici sono coscienziosi, operano in scienza e coscienza, hanno già le loro regole, codice deontologico, ripeto, le regole ci sono, non c'era bisogno di questa brutta legge che spero faccia una brutta fine. Grazie Margherita, concludiamo con le sue parole, non ideologie ma idee. Ci sarebbe tanto da dire e sarebbe interessante intrattenere il pubblico con un dibattito, ma mi dicono che il calendario della festa è talmente fitto che non possiamo andare oltre. Domani peraltro a Zelarino, a Mestre, alla festa di Mestre, continuerà il dibattito sempre su fine vita, ci sarà anche Cristiano Samueli con un esponente della Luca Coscioni, no? della Terra Luca Coscioni, anche lì sarà interessante andare a vedere e confrontarsi con delle idee diverse. Va bene. Noi partiamo da qua con una mobilitazione che non si ferma e che continuerà. È previsto probabilmente per il mese di settembre già un'altra occasione del genere, poi ce ne sarà un'altra che stiamo organizzando a Piove di Sacco per l'autunno, quindi guardatevi un po' intorno e vedete di rintracciarci e noi ci faremo rintracciare per continuare il dibattito. Grazie.